Alberto Piccio, romanista, ex trasteverino, ex statale in quanto ora pensionato, legge, cucina, va al cinema, va al teatro. È la sua autopresentazione. I prelati e i cardinali. Dignate gusto. Guarda uno a uno tutti i cardinali e i prelati e vedrai che dei romani nati ce ne sono pochi o non ce n'è nessuno. Non si sente che Napoli, Belluno, Fermo, Florenza, Genova, Frascati e qualunque città, i più affamati vanno a Roma a cogliere di giù. Ma staria poco male lo stavano lì. E il peggio è che dei tanti che ci trottano li sono male, sono più dei cavalli. E Roma, in dove vengono da fondo, e i negri del Dio, rubano e fottono, nella stalla, la chiarica del mondo. E il tribunale di Roma litigare Roma io fossi avvertito a me la Sacra Roma non mi frega, mi si mangiano pure la bottega, io non fo causa un cazzo. Ecco, finito. Ma sai quanto stai più meglio a buon partito davanti al tribunale che te lega, che sia almeno giustizia te se nega, che ti vengono a parlare, che abbi capito. Ma in Roma i primi parlano latino, poi ogni tanto te stampano un decreto che un giorno dice pane e un altro vino. Quando infine sei spinto al precipizio, c'è quel porco puttano di segreto che non sai manco dove fare servizio. Li due uomini e il salumano a trovo in un librone che un certo Sordimenico Sicumano e un certo Sor Francesco Bernardone, quello spagnolo e quest'altro italiano, volendo alzare un po' di religione, per primo si vestì domenicano, mentre il secondo se legò un cordone sulla panza e si fece francescano. 600 anni e un po' più già sono passati che per grazia del primo e del secondo sto parte fraterino cacano frati. 600 anni. Oh, vedete quanto è antica. Oh, immaginate quanto è sparsa al mondo la voglia di campare senza fatica.